A Bassano del Grappa, con l'organizzazione dell'Atletica Marostica Vimar, sono state l'emergente Riviera del Brenta in campo femminile ed il CSI Fiam fra i cadetti a laurearsi campioni regionali di categoria e a conquistare il 35esimo trofeo Banca Popolare di Marostica. La 2 giorni bassanese ha messo in luce molti volti più o meno noti alla caccia di un tempo o di una misura top in Italia per quanto riguarda i cadetti. La prima manifestazione importante a livello regionale, ma già si sono evidenziati delle individualità che già conoscevamo, a dir la verità, di tutto rispetto, che ci fanno ancora presagire un risultato assolutamente importante anche alla prossima edizione di settembre dei campionati italiani di categoria. In molti si metteranno in luce nei campionati italiani cadetti di Jesolo, aprendo una porta verso un futuro di alto livello nell'atletica leggera. A questo proposito, il miglior risultato tecnico femminile di Bassano è una speranza più che concreta. La veronese Francesca Tommasi nel CDS Cadetti ha abbattuto il record regionale nei 2000. Sinceramente non credevo di fare personale, però comunque 3 secondi in meno, che non sono tantissimi ma neanche pochi, e insomma vorrei cercare di avvicinarmi sempre di più a quel 6,11, intanto 3 secondi se ne sono andati, poi vediamo. 6,11 è il record italiano sui 2000, intanto oggi ho migliorato il 6,19 che era il record regionale sempre sui 2000. Fra i cadetti il miglior risultato tecnico è quello di Enrico Baccarin dell'Asi Breganze. Per lui un doppio successo negli ostacoli, sia nei 300 che nei 100. È stata dura la gara, difficile, lunga, ma alla fine bene dai, soddisfatto diciamo. Come per Baccarin, fra i risultati di spicco c'è anche il doppio successo della padovana delle Fiamme Oro Joy Spinello negli ostacoli, il sabato nei 300 e la domenica negli 80. Abbastanza bene per i risultati, ho fatto il personale elettrico 11 con 11,73. Sarebbe bello andare sotto almeno gli 11,50 elettrico. E poi insomma si vede di migliorare il tempo per ora. Un volto completamente nuovo è quello di Nicole Arduini della Libertas Rossetto Lugagnano. Dopo il 1,63 m ha dovuto arrendersi, ma rilancia, nell'alto vuole l'1,67 m. Speravo di fare un pochino di più, però sono molto contenta, comunque il personale, tutto quanto, 2 volte, quindi molto felice. Da 3 anni nell'atletica leggera e da 1 anno soltanto nel salto in alto, Nicole ha dato dimostrazione di poter dire la sua ad ottobre agli italiani di Jesolo. Prima facevo equitazione, però non andavo da nessuna parte perché avrei dovuto prendermi il cavallo. Quindi una mia amica faceva atletica e mi ha detto dai vieni a provare, ho provato e mi è piaciuto e così ho continuato. Numerose le personalità dell'atletica leggera nel CDS Cadetti. C'era anche Giovanni Evangelisti, ospite molto interessato alla gara del lungo. Sempre buoni risultati, c'è un discreto movimento, sono qui per interesse perché ho portato mio figlio a gareggiare e tra l'altro oggi fa il lungo anche se fa un po' tutte le specialità perché è ancora molto piccolo, è primo anno cadetto. Assieme a lui anche Gabriella Dorio e Franca Peggion, olimpionica a Melbourne nel 1956, che a Bassano ha seguito la gara del triplo della nipote Francesca Gomiero, vincitrice con 10,97 m. È andata piuttosto bene, insomma, era sempre stato un po' lontano il traguardo delle regionali di arrivare prima, anche l'anno scorso, però comunque è andata bene, anche se ho fatto 2 nulli su 4 e basta, speravo di arrivare agli 11,20, gli 11,10, però sarà per la prossima gara insomma. Lei è poco veloce ancora, deve correre di più quando salta. Ecco, dopo per il resto deve affinare la tecnica perché ormai è ancora troppo giovane, non ha ancora 15 anni per cui... Sempre rimanendo in tema di salti, continua la grande tradizione degli ex ginnasti che nell'asta riescono ad inserirsi con grande facilità. Andrea Marin del Marconi Cassola si è migliorato fino ad arrivare a 3,50 m. Ho fatto un bel 3,50, il mio personale, il minimo per gli italiani e è un motivo in più per arrivare agli italiani e far bene. Facevo ginnastica artistica e allora mi hanno detto prova il salto con l'asta e allora ho provato e mi è piaciuto e ho continuato a fare
salto con l'asta. Passando ai lanci, in luce nel peso Tatiana Corso dell'Atletica Valpolicella. Per lei un 11,28 che si può ancora migliorare. La gara è andata abbastanza bene, anche se mi aspettavo di fare un po' di più. La società va bene anche quella, dai, non ci lamentiamo. Oggi ho fatto 11,29, però un personale più alto e ieri invece ho fatto il lancio del disco. Nei 300 piani è la rodigina del Rodigium Team Emma Girardello a mettersi in luce con il nuovo personale. Anche per lei gli italiani cadetti di Jesolo restano l'obiettivo. Sinceramente non pensavo di andare bene perché è quasi un mese e mezzo che mi alleno pochissimo, anche perché avevo un po' le gambe indolenzite ancora dalla gara precedente e invece a quanto pare è andata bene, meglio di quanto sperassi. Ho fatto 40 e 91 elettrico, quindi personale, e anche se ho già fatto il minimo per gli italiani, comunque adesso l'ho rifatto, quindi a ottobre sarò a Jesolo per gli italiani. E è comunque un buon tempo perché quest'anno non ero ancora andata sotto i 41. Fra i cadetti invece, sempre nei 300, Nicola Martorell della Libertas Tonon conferma i progressi e si prepara a disputare a Jesolo sia gli 80 che i 300. Il tempo è stato molto buono, ho fatto per la seconda volta in questa stagione il minimo per i campionati italiani che si svolgeranno ad ottobre a Jesolo. E sì, insomma sono molto soddisfatto anche perché la scorsa stagione vengo da un infortunio, quindi mi sono ripreso molto bene questa stagione. Faccio velocità e sono riuscito a fare il minimo anche negli 80, appunto ieri, e insomma le mie aspettative finora sono state realizzate e quindi meglio di così non poteva essere per questa stagione fino adesso. Se nei 2000 cadette, come abbiamo visto, Francesca Tommasi domina, fra i cadetti regna l'equilibrio. A Bassano è stato Alberto Dal Sasso dell'Ana Feltre a chiudere con 6 minuti 5 secondi e 50, ancora alla caccia del minimo per gli italiani. Sono molto contento, era da un bel po' che non facevo i 2000 e ho fatto il personale, spero di fare meglio. Ieri ho fatto i 1000, qui sono stato fortunato, ho vinto e sono contento. Dal trofeo Banca Popolare di Marostica si passa a settembre al trofeo Vimar. Questi i due appuntamenti più importanti organizzati dall'Atletica Marostica Vimar, società nella quale, fra l'altro, ha militato anche il neosindaco di Marostica, Marica Della Valle. Ho amato questa società, è stata per me quasi una famiglia. Mia figlia fa atletica e credo che la forza come scuola di vita che la società Vimar produce per i nostri ragazzi è fondamentale, quindi va aiutata e sostenuta in ogni modo. Il trofeo Vimar è già in programma nel calendario regionale per domenica 15 settembre e coinciderà con il campionato di società ragazzi, chiaramente il campionato di società Veneto. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.